La Nuorese si ritrova a Lodi e fermando il Fanfulla sull'1-1 dimostra di aver già dimenticato la sconfitta con l'Atletico. Sul campo lombardo si è vista una Nuorese capace di far fronte alle numerose assenze con una prova di carattere e determinazione fondamentale per rimanere ai vertici della classifica della Serie D. Nel corso del primo tempo è stata la formazione di Perra a rendersi più insidiosa, con due conclusioni di Steri e Marci che hanno costretto il portiere lombardo a salvarsi con due deviazioni in angolo. Per il Fanfulla l'unica opportunità arriva nel finale di tempo con un calcio di punizione dello specialista Maspero, alzato in angolo da Pettinari. Nella ripresa i gol che determinano il punteggio finale. Al sesto arriva il vantaggio dei bianconeri, della giovane riceve palla in area nuorese e si gira piazzando un diagonale lì dove Pettinari non può arrivare. Il vantaggio lombardo scuote la Nuorese che spinge in avanti chiudendo il Fanfulla nella propria metà campo. Al 29esimo arriva il meritato pareggio, Mancosu si invola sulla destra ma calcia sul portiere in uscita, Priore è bravo a destreggiarsi al limite dell'area e il suo destro, toccato da un difensore, si infila in gol, regalando alla Nuorese l'1-1.